Allora, l'ultima volta eravamo a Venezia e Tommaso Ragno era in canottiera, invece qua a Bari, però non è settembre, dirai tu. No, non è settembre, però comincia a essere già una primavera che sembra bella inoltrata. Però lì, diciamo, eravamo in Esatto, tarda eravamo, sì, estate. eravamo in giardino poi, e poi qui poi devi ritirare un premio. Sì. Perché poi diciamo che da Venezia a Bari questo è il momento per fare il bilancio. Perché Allora, tu ti ritiri un premio non per un film, ma cumulativo. sì, tra cumulativo, virgolette, diciamo un premio, faccio per dire, ma naturalmente non è così, ma all'anno, All'anno diciamo, in cui ci sono stati anche altri film, tra cui Rapiniamo il Duce, Robbing Mussolini di Renato Di Maria e anche My Soul Summer di Fabio Moro. Ci certo, tengo a dirlo esatto, perché sono My Soul state Summer che tante esperienze in un anno così, non è ecco, una cosa da poco. E che bilancio fai? Assolutamente Ti guardi positivo. indietro e dici? Ma no, intanto ringrazio la fortuna di avermi dato queste possibilità, perché più eserciti il tuo lavoro e quindi più sei a contatto con anche le esperienze degli altri, più migliorano anche Certo, come un artigiano, no? Che sì, le cosiddette skills, l'artigiano, perché ci tengo a dirlo, è vero che ricevo un premio come non protagonista, ma non protagonista per me vuol dire, Che, come sì. l'accezione inglese probabilmente è molto, secondo me, più pertinente, perché non protagonista prevede, come dire, rispetto alla durata, no, della tua Certo, presenza sullo appari, schermo. c'erano anche del minutaggio addirittura un tempo agli Oscar. Sì, è vero. Qui direi che invece ogni attore in fondo e ogni persona che fa parte della tribù di un film è di supporto. È vero. Quando anche io fossi stato premiato come protagonista mi sentirei comunque sempre di supporto, perché se la mia prestazione, per così dire, Certo. è di aiuta a migliorare la prestazione dell'altro attore o degli altri attori, Certo, come in una squadra, se esattamente. ci sono dei giocatori che la palla la fanno girare, anche tu che stai davanti. Esatto, altrimenti poi abbiamo anche appunto anche magari dei capolavori fatti in solitaria sul campo, ma perfino le resistenze che incontri, le difficoltà che incontri costituiscono un aspetto importantissimo della creazione di un film, perché un film si nutre anche tantissimo della realtà che c'è attorno. certo. Non so, penso alle giornate per esempio in cui abbiamo girato con Pippo Mezzapesa in mezzo ai certo. fanghi della campagna. Quelle condizioni entravano dentro al film, anche se c'era una sceneggiatura data, con delle regole e con appunto dei punti di riferimento, ma queste sono cose che entrano in maniera Sì, molto perché è un sottile. corpo vivo alla fine un film, Beh, no? sì, È una cosa che sì, continua sì, tantissimo. a cambiare. Senti Tommaso, noi ti ammiriamo e noi siamo fan, poi lo sai, ma tu quando vuoi essere riacceso, quando vuoi ritrovare lo spirito di questo mestiere, chi vai a rivedere? C'è qualcuno che ti vai a rivedere? O un DVD film su YouTube, o vai, che ne so, da Ma sai, Brando? concorrono tante cose. Di mezzo, appunto, per fortuna c'è la vita, quella sì. che uno vive. Appunto, la vita è anche una cosa che ti succede. Sì. Penso sempre a quella frase meravigliosa che appunto che il nostro è un viaggio nel tempo di cui noi siamo i piloti. È vero. E poter fare dei film sono dei viaggi nel tempo, anche in un tempo parallelo a quello che tu vivi, dove la vita sì, entra, ma rimane anche fuori da un certo punto di vista, perché fai un setaccio dei giorni. Certo, quindi tu ti ispiri anche dalla vita reale, cioè diciamo che quello che vivi nella vita reale ti Beh, aiuta di più a volte io che penso che sia consapevolmente o meno, più o meno consapevolmente, un elemento che contribuisce in una maniera profonda al lavoro, ecco. Soprattutto perché sei a contatto con la vita degli altri anche, non soltanto con la vita del personaggio, ma con la vita di chi è attorno a te certo. sul set, e questo Ti aiuta anche a creare. beh, poi sì, quello che serve. sì, assolutamente. Credo anche che sia necessario però anche riuscire a prendere un riposo. Ah,
staccare, dici ok, Quando, adesso quando sono, questo accade, cioè sono Tommaso Ragno persona, c'è anche un'altra, sì, certo, che è fondamentale. non quello. sono di quelli che si porta a casa il personaggio, ma non per una questione di riduzione dell'impegno, ci sono attori che ne hanno bisogno. Certo. Io non ho bisogno di quello, anzi, se vogliamo fare un esempio molto più vicino, ecco, allo sport, ci sono i giorni di allenamento, ma ci sono anche i giorni di riposo. Che sono funzionali a quelli di Assolutamente, allenamento. e in quel riposo si riforma una forma Esatto. della. Come diceva anche il nostro amato Nick Cave, che lui compone adesso dalla mattina fino a una certa ora e poi basta, perché sennò va fuori di... No? Cioè darsi Sì, anche certo, ma è una- giusto anche che una ci sia un misura tempo limitato. di Sì, quello. tanto qualcosa di te continua a lavorare, Certo, anche quando non assolutamente. vuoi. Anche quando non vuoi, ma così come del resto c'è bisogno di dormire dopo una giornata in cui che hai passato la veglia, ecco. È vero. È C'è un funzionale, alternarsi tutto funzionale. di queste cose. Senti, domanda secca, ma il tuo attore preferito chi è? Tuo mito? No, ce ne sono 200. Troppi? Ma posso dirlo perché io penso che in Italia, ad esempio, abbiamo proprio, c'è qui oggi Fabrizio Gifuni, per esempio. Che ce ne abbiamo in Italia, tanti. Ne Ma abbiamo sì, no, tanti. ne abbiamo, voglio dire, no, che hanno fatto delle cose, per esempio Esterno Notte, Sì, certo, che tutto il lavoro di- esatto, c'è lì per il coefficiente di difficoltà che c'è dentro a è l'ambizione che c'è dentro a quell'opera, qualcosa di entusiasmante, di stimolante per un attore per dire vedi a cosa si può arrivare, ma parlo però anche di chi ha scritto il Sì, film sì, chiaro, certo. e di tutte delle condizioni che si mettono insieme per arrivare a quello. Ecco perché dico, nel prendere il premio Alberto Sordi oggi, Che mi viene in mente non soltanto la gigantesca figura che è come attore, ma il mondo che ha creato quella. e che è ancora vivo, Esatto. quell'immaginario, Sì, quel mondo. è esatto. vero. Beh, in fondo vedi, noi siamo seduti con dietro, ecco, Federico. mi sembra di poter dire che la Dolce Vita abbia conosciuto da lì in poi, cioè che tanti film sembrano essere delle variazioni della Dolce Vita, Sì, è vero. È verissimo. del carattere italiano, della nostra cultura. Della società contemporanea. Del sì, motivo sì, anche per cui all'estero ci amano senza capirci, ma ci amano. È vero, è verissimo. Senti, Venezia Bar la prossima, dove ci vediamo? Vediamo, dai, lasciamo decidere. Sei gentile. Devi scegliere però la spilla prima di andartene. Allora, vorrei. Abbiamo logo, Spike Lee fa la cosa giusta e la mascotte. Allora, beh, ho un grande Beh, Spike è una grande passione per Spike Lee, per cui perfetta. grazie, Tommaso Ragno e Lot Corner. grazie, Tommaso. grazie.